Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Giustizia, il figlio con un colpo alla nuca e nasconde il corpo nelle campagne del Messinese. Arrestato il padre che era già indagato. Un veliero carico di droga ormeggiato alle Isole Eolie. A bordo 150 kg di marijuana che avrebbero fruttato €1 milione. Medico chiedeva favori all'emergente clan di Ortigia, coinvolti anche un dirigente dell'ASP e 2 agenti della Polizia Municipale di Siracusa. Blackout nel centro storico e problemi alla zona industriale. Catania fa i conti con l'emergenza elettrica, ma non è solo colpa del caldo. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, locali più moderni ed efficienti per un servizio più umano. La pasta made in Ucciardone è la produzione artigianale di un gruppo di detenuti che hanno aderito a un progetto per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro. Calciomercato, trattative febbrili nel Palermo per la difesa, si parla di Bani. Il Catania avrebbe scavalcato la Salernitana per Casasola, addirittura d'arrivo Pieraccini. Il Siracusa attende il nuovo direttore sportivo. Avrebbe giustiziato il figlio con un colpo alla nuca e poi nascosto il corpo nelle campagne del Messinese. Arrestato il padre che era già indagato per questo omicidio. Francesco Triolo. Avrebbe giustiziato il figlio Angelo Pirri con un colpo alla nuca e poi nascosto il corpo nelle campagne di Pace del Mera, dove è stato ritrovato 3 giorni dopo in avanzato stato di decomposizione, con l'accusa di omicidio volontario in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Barcellona. È stato arrestato dai carabinieri il padre, Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo è stato da subito inserito nel registro degli indagati, essendo stato l'ultimo ad aver visto il figlio. Assoluto riservo degli inquirenti c'è sul movente che avrebbe portato al fatto di sangue. Il delitto, che porta i tratti di una vera e propria esecuzione, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato consumato la sera del 3 giugno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dalla Procura di Barcellona, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, il 63enne avrebbe attirato il figlio in una zona isolata e rurale per poi freddarlo con un colpo alla nuca esploso con una pistola detenuta illegalmente. Un delitto a sangue freddo seguito dal tentativo di far sparire il corpo. L'assassino avrebbe trascinato la vittima oltre la recinzione dell'autostrada Messina-Palermo attraverso un varco ricavato nella rete, lasciando il corpo in un canale di scola ai margini della carreggiata. Determinanti per la svolta delle indagini sono stati gli accertamenti tecnici condotti dai carabinieri con il supporto del RIS di Messina, dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del 12° nucleo elicotteri di Catania. Le indagini avviate sin dalle prime ore dopo il ritrovamento del corpo hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario a carico del padre della vittima, già noto alle forze dell'ordine. Sebastiano Pirri è stato trasferito nel carcere di Messina, dove rimane a disposizione dei magistrati. Tra le barche da sogno che affollano in questi giorni le Isole Eolie, un veliero trasportava 150 kg di marijuana. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Tra yacht di lusso, aperitivi in barca e vacanze da sogno, il mare delle Eolie nasconde anche rotte del crimine. E proprio qui, tra i fondali blu e le bandiere internazionali delle meravigliose imbarcazioni dei VIP, che la Guardia di Finanza ha intercettato un veliero carico di droga, 150 kg di marijuana nascosti con cura sotto coperta. A bordo non c'erano Jack Sparrow e i pirati dei Caraibi, ma un uomo spagnolo e una giovane donna colombiana. Viaggiavano in silenzio su una barca a vela che cercava di nascondersi e confondersi tra i turisti, ma che ha insospettito i finanzieri per la rotta anomala e la velocità sostenuta verso Milazzo. È bastata un'ispezione accurata per scoprire 7 borsoni ben sigillati nascosti negli scomparti stagni della barca. Dentro 126 buste sottovuoto piene di marijuana del tipo skunk, una delle varietà più potenti sul mercato. La droga, se finita nelle piazze di spaccio, avrebbe garantito un guadagno di oltre 1.200.000 euro. Ora è tutto sequestrato, compresa l'imbarcazione. I 2 corrieri sono stati arrestati con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione conferma come il narcotraffico via mare sia sempre più attivo anche nel cuore del Mediterraneo. La procura competente per l'indagine è quella di Barcellona Pozzo di Gotto.
C'era un medico che chiedeva favore al clan di Siracusa, al cui soldo c'erano anche 2 agenti della polizia municipale usati come informatori. Ecco i nuovi particolari che emergono nell'inchiesta sulla cosca che comandava Ortigia. Marco Carli. Un medico e un dirigente dell'ASP, ma anche 2 agenti di polizia municipale coinvolti. Emergono anche figure insospettabili nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania dei giorni scorsi su un gruppo che comandava nel centro storico di Ortigia a Siracusa e che ha portato a 4 persone arrestate perché avrebbero utilizzato violenza ai danni dei titolari di alcuni negozi in area ad alta affluenza turistica e imposto il pizzo ai proprietari dei servizi Ape e Calessini utilizzati per visitare l'isola. Dunque coinvolti anche professionisti e addirittura chi si dovrebbe occupare di ordine pubblico e della sicurezza urbana, i 2 agenti della polizia municipale che invece secondo l'indagine avrebbero avuto il ruolo di informatori nell'anticipare i controlli o nel dare notizie su mezzi e su dati anagrafici degli intestatari accedendo al portale della motorizzazione civile. La storia del medico è invece quella classica di chi si rivolge a coloro che a suo avviso detengono il potere sulla zona per averne un vantaggio. Il dottore, non riuscendo a farsi dare i soldi con metodi legali grazie alla mediazione del dirigente dell'ASP, sarebbe entrato in contatto con la cosca per la riscossione di un credito di circa 30.000 euro. Al debitore sarebbe stata sottratta una macchina che avrebbe rappresentato l'acconto di 10.000 euro. Insomma, un'organizzazione radicata nel vivere comune, come dimostrano le persone coinvolte. Le 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere già emesse riguardano Orazio Scarso, ex elemento apicale del clan Bottaro Attanasio, che era al vertice dell'associazione criminale composta da Claudio Guzzardi, Cristian Fontana e Andrea Sapienza. La presenza dell'esercito, pure poliziotti di quartiere, associazioni e cittadini scendono in campo a Palermo per chiedere una città meno violenta. Marco Gullà. 200 agenti in meno negli ultimi 5 anni, solo 40 vigili in giro la notte, poche pattuglie a sorvegliare il cuore della movida. Sono i numeri della Palermo cosiddetta insicura, in cui gli episodi di violenza e di aggressione nei confronti dei turisti sono ormai all'ordine del giorno, e poi raid punitivi come quello di domenica scorsa nei confronti dei dipendenti di una cioccolateria. Proprio domani associazioni e cittadini insceneranno un sit-in davanti al locale per manifestare vicinanza ai titolari e far emergere al contempo la preoccupazione per l'escalation di violenza che sta travolgendo la città. C'è chi propone l'esercito per strada o chi, come la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, il poliziotto di quartiere. Da tempo noi, che siamo sentinelle sul campo, esposti in prima linea come dimostrano gli ultimi casi di violenza, ha sottolineato la Di Dio, abbiamo capito che non tira una bella aria e risaputo che c'è stata una sottovalutazione dei fenomeni violenti e a pagarne le conseguenze sono anche i commercianti e gli imprenditori. Vogliamo vedere più divise in giro, l'appello di Confcommercio. Anche Confesercenti scende in campo e lancia una raccolta firme per chiedere una Palermo più sicura, con una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio e una maggiore attenzione da parte delle istituzioni anche sul fronte sociale. Il Tribunale di Milano ha ordinato a Glovo, la società di delivery, di avviare un immediato confronto con il rappresentante dei lavoratori di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore. Un disagio che abbiamo più volte denunciato. È il primo provvedimento del genere deciso in Italia. Catania e gran parte della Sicilia sono alle prese con i blackout elettrici. L'UGL sollecita l'intervento della Regione e punta il dito contro l'assenza di investimenti per migliorare la rete. Tonino De Mano. Prima i blackout nel centro storico, poi i problemi seri alla zona industriale. Catania fa i conti con un'altra emergenza, quella elettrica, che si ripropone sistematicamente in estate. Attenzione, non è solo il caldo a creare disservizi, e la conferma arriva dalla denuncia dell'UGL, che si rivolge direttamente ad Enel, alla regione siciliana e per conoscenza all'ARERA. Ormai li chiamiamo blackout, ma sono interruzione di pubblico servizio. Numerose attività commerciali e tante abitazioni che rimangono anche senza acqua dovuta alla mancanza della luce. Il problema è dovuto alla fatiscenza delle linee, sono ormai linee realizzate anni e anni addietro, che comportano dei lavori continui e costanti, cioè non appena salta una linea viene messo un giunto, dopo 10 giorni più avanti risalta e siamo a punto da capo. Non le manda a dire l'avvocato Mario Lopresti. Tutta la rete elettrica siciliana, sia in media che in bassa tensione, è un colabrodo, perché non viene più fatta manutenzione
non vengono fatti ammodernamenti degli impianti, non si investe più sulla rete. Un tempo i dirigenti erano degli ingegneri, sapevano come si faceva l'energia elettrica, come veniva prodotta, come veniva trasportata, conoscevano la materia. Intanto, generatori di emergenza e scavi continui mettono in evidenza la triste realtà che coinvolge tutte le città siciliane, con gravi criticità a Catania, Palermo, Siracusa ed Agrigento. L'assunzione di un nipote dell'assessore Amata e l'affitto di una casa dentro il filone d'indagine che si intreccia con quella sul presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. I dettagli nel servizio di Manlio Viola. Da una parte il rapporto personale consolidato fra l'assessore regionale al turismo Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, dall'altro un rapporto in crescita fra la stessa Cannariato e Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sono due filoni quelli dell'inchiesta, paralleli, entrambi derivanti dalle carte della mostra milionaria a Cannes su cui indaga la procura di Palermo. E su questi rapporti i magistrati Andrea Fusco e Felice De Benedittis ritengono di aver individuato almeno un patto corruttivo proprio fra Cannariato e Amata. Al centro delle intercettazioni c'è Tommaso Paolucci, il nipote diciottenne dell'assessore, al quale Caterina Cannariato avrebbe trovato e pagato casa, prima un B&B, poi un alloggio studentesco ottenuto all'Ersu, infine casa sopra il posto di lavoro che lei stessa le avrebbe fornito, assumendolo con uno stipendio da 1.500 euro al mese, sia pure con un contratto a termine e la promessa comunque di trasformarlo in indeterminato. La Cannariato avrebbe chiesto ad una sua dipendente poco più grande di prenderlo sotto la sua ala, di inserirlo nel mondo dei giovani palermitani, di uscirci insieme per fargli conoscere gente. Ma non basta, Caterina Cannariato avrebbe procurato casa anche all'assessore, ma quella se la sarebbe fatta pagare perché i giornalisti non cercano altro, avrebbe detto intercettata, e ci sarebbero altre utilità che però gli inquirenti non contestano durante la campagna elettorale per le europee. In cambio avrebbe ottenuto una corsia preferenziale nei contributi dell'assessorato, ma il rapporto non era solo fatto di rose e fiori. L'imprenditrice avrebbe manifestato insofferenza per doversi far carico di tutte le spese del nipote dell'assessore. Poi ci sarebbe il filone dei rapporti con la De Capitani, intercettazioni personali fra Cannariato e la portavoce del presidente, ma pratiche in mano al segretario. Sia la portavoce Sabrina De Capitani che il segretario dell'assessore Pippo Martino si sono dimessi, ma questo non è bastato ad arginare l'inchiesta e tantomeno i suoi effetti politici. Il ponte sullo stretto di Messina potrebbe essere catalogato come opera militare di interesse, cioè per la difesa e per la NATO. Vediamo che ripercussioni potrebbe avere. Francesco Triolo. Il ponte sullo stretto, un'opera militare, l'ipotesi è da qualche giorno sul tavolo del governo e del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, che ha incassato anche il parere della Commissione dell'Unione Europea. Da Bruxelles hanno fatto sapere che la decisione spetta al governo italiano, un assist perché così si centrerebbe un obiettivo, quello che l'opera potrebbe contribuire a raggiungere i nuovi target di spesa fissati dalla NATO, ovvero il 5% del prodotto interno lordo. Quindi, se il governo dovesse decidere di inserirlo tra le spese militari, potrebbe essere utilizzare anche quel tipo di somme. Se da un lato questa ipotesi ha riscontrato pareri favorevoli come quelli del ministro degli esteri Antonio Tajani, dall'altro l'opposizione, col deputato di sinistra italiana Angelo Borelli, ritiene che il progetto potrebbe dover essere rifatto da capo perché non rispetterebbe i criteri NATO molto più stringenti di quelli previsti per le opere civili. Il governo potrebbe inserire il ponte nel cosiddetto Military Mobility Action Plan 2024 dell'Unione Europea, con un ruolo centrale nel sistema della mobilità militare europea. E un altro effetto di questo inserimento deriverebbe anche dalla semplificazione contenuta nel decreto approvato ieri dalle commissioni della Camera e che prevede per i progetti infrastrutturali con obiettivo la difesa nazionale tempi ridotti per l'adozione delle valutazioni di impatto ambientale. Questo a pochi giorni dalla pronuncia del CIPES sul progetto definitivo del ponte che potrebbe dare il via all'apertura dei primi cantieri. E adesso andiamo a scoprire il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Tonino De Mana.
Cambia look e si trasferisce il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Locali profondamente rinnovati ed accesso dall'ingresso principale, padiglione F1, con un'opera di rifunzionalizzazione realizzata grazie ai fondi della struttura commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana. Il nuovo pronto soccorso generale si caratterizza per l'ammodernamento impiantistico con nuove funzionalità, la riqualificazione e l'ampliamento dei vari spazi, compresa l'area infettivologica, e la riorganizzazione dei percorsi diversificati per colore. Più funzionale per l'utenza in modo che possa esserci una migliore accoglienza e soprattutto consentire anche agli operatori che lavorano un ambiente più consono all'attività che è stressogena, fortemente stressogena. Elevati gli standard di sicurezza e migliorati i servizi per pazienti e personale sanitario. Un aspetto importante che verrà attenzionato è proprio l'umanizzazione delle cure e l'accoglienza dei pazienti, con una comunicazione che consentirà in tempo reale per i caregiver, i parenti eccetera di sapere quali sono le condizioni del paziente. Adeguata e migliorata anche la viabilità attorno all'area del pronto soccorso e al padiglione F3, con un doppio senso che renderà più snello il flusso dei veicoli. Torna oggi l'appuntamento con il sindaco e il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG dalle 14:30. Per le vostre domande o segnalazioni potete scrivere al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque dopo il telegiornale. Ed è stata riaperta oggi la via Garipoli, la strada di accesso a Taormina, rimasta chiusa per lavori di consolidamento del costone roccioso sovrastante. Dalle 6 il traffico è ripreso e potranno percorrerla anche i bus diretti ai parcheggi cittadini. Resta fermo il divieto di transito sulla via Zaccagnini. Il piano straordinario di viabilità predisposto durante i lavori ha contenuto i disagi per i residenti e visitatori grazie anche alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza riconosciuti dalla Regione. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio, vediamo adesso una mandria di mucche al pascolo, se non fosse che questi bovini stanno pascolando fra i resti della città alta di Mera, una zona archeologica a Termini Imerese. La denuncia arriva dall'associazione Imeras Friends che evidenzia lo scempio legalizzato perché tra l'altro collegato ad una convenzione stipulata proprio dal parco archeologico. Il presidente Fabrizio Russo denuncia il contratto che è stato ritirato in extremis e che era per di più intestato ad una famiglia colpita da confisca di beni da parte dello Stato. Arriva la pasta Galeotta. A produrla è un collettivo di detenuti del carcere Ucciardone di Palermo, un progetto che ha come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro. Galeotta fu la pasta, anzi è perché è proprio così che si chiama quella prodotta artigianalmente da un collettivo di detenuti del carcere Ucciardone. 15 detenuti sono entrati nel progetto Pastart, un'iniziativa che sostiene il loro reinserimento nel mondo del lavoro tramite la produzione di pasta artigianale. Un laboratorio rimesso a nuovo, quello della casa di reclusione Ucciardone a Palermo, dotato di impastatrice, essiccatoi e macchina per la pesatura finalizzata al confezionamento, con un collettivo di detenuti che si sono messi al lavoro per produrre una pasta artigianale. Galeotta è la pasta prodotta all'interno dell'istituto penitenziario Ucciardone e che vorrà arrivare nelle case dei siciliani, nelle case degli italiani per portare un messaggio diverso. Buona la nostra pasta, buona i nostri intenti, buona la passione e la voglia che questi giovani detenuti stanno mettendo all'interno di questa attività, in questo progetto. I lavoratori con progetto di reinserimento al momento sono 5 detenuti che lavorano alla produzione di una pasta con 100% di grani siciliani, mentre gli altri 10 sono in fase di formazione. Siamo una bellissima squadra che ognuno di noi ha i suoi ruoli, i suoi compiti da rispettare l'uno con l'altro e spero che questo progetto che vada avanti nei migliori modi per il bene comune di tutti in generale. Facciamo tutti quello che c'è da fare. Non ci sono né più e né meno, né nuovi né vecchi, perché se si capisce in una squadra c'è chi esce
e c'è chi entra. La commercializzazione inizierà a settembre con un volume stimato di 600 kg di pasta secca a settimana e di 80 kg di pasta fresca. I capolavori dell'arte italiana in mostra a Villa Aurea nella Valle dei Templi. Tra i primi visitatori il maestro Riccardo Muti. Sentiamo Davide Sardo. I capolavori dell'arte italiana incorniciati dalla Valle dei Templi. A Villa Aurea, nel cuore del Parco Archeologico di Agrigento, è in corso la mostra Tesori d'arte dai Musei Nazionali Italiani. Esposte 22 opere straordinarie di maestri come Raffaello, Antonello da Messina, Mattia Preti e Perugino, provenienti dai più importanti musei di tutte le regioni italiane. La rassegna è promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero della Cultura ed è parte del programma ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La mostra si dipana attraverso un percorso cronologico che va dal 400 al 900 e che vede artisti di grande levatura accanto ad artisti magari di minore risonanza mediatica, ma altrettanto importanti. Tra i primi visitatori d'eccezione il maestro Riccardo Muti, che ha voluto rendere omaggio a questa prestigiosa iniziativa. Questa mostra è un esempio di un amore della bellezza, della cultura, e io spero che questi esempi possano moltiplicarsi in futuro, perché noi abbiamo, soprattutto oggi, in un mondo in fiamme, in un mondo che si sta lacerando, solo la bellezza, l'armonia e la cultura possono armonizzare di più l'amore tra i popoli. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 novembre. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare di calciomercato. Siamo al calciomercato, trattative in corso, ci dice tutto Marco Carli. Il Palermo, dopo Augello, pensa ancora alla difesa. Ingaggiato l'esterno sinistro, ora l'obiettivo sono i centrali. Un nome accostato ai rosanero è quello di Bani, in forza al Genoa. Si parla anche degli under, Lucchesi della Fiorentina, oppure Marcandalli del Genoa e Giorgini del Sud Tirol, capaci di agire anche a destra. Elia e Palumbo dovrebbero essere i prossimi giocatori ufficializzati. Dal Catania attesi i primi colpi, il nome nuovo è quello di Casasola. Il duttile difensore della Ternana, classe 95, sembrava vicinissimo alla Salernitana, e invece il Catania si è inserito e potrebbe aver portato il giocatore a sposare la causa rossazzurra. Si attendono sviluppi. Chi arriva di sicuro nelle prossime ore è Pieraccini, giovane del Cesena, formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i romagnoli vorrebbero la possibilità di esercitare il controriscatto. L'altro cesenate in orbita Catania e Donnarumma prenderebbe il posto di Anastasio, che ha vari estimatori oltre alla solita Salernitana, fra cui il Perugia. Dopo la partenza di inglesi, i tifosi rivolgono la propria attenzione sul mercato delle punte, accostato Tonin, che può rappresentare però un'alternativa, come lo è stato a Pescara. Servono due nomi di sicuro affidamento e Pastore lavora anche per questo. Fra meno di una settimana parte ufficialmente la stagione con il ritiro di Norcia. A centrocampo torna prepotente il nome di Capomaggio, come sempre non facile arrivarci, Salernitana in vantaggio, e giungono conferme su Varone, potrebbe arrivare Vallocchia ancora dalla Ternana. Il Trapani ha in pratica sistemato la difesa con l'ingaggio di Negro dal Cittadella e dell'ex capitano del Foggia Salines, ceduti Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia, Guerriero al Treviso e il giovane Sciortino alla Pistoiese, squadra in ritiro a Troina nell'Ennese dal 16 luglio. E dovrebbe essere ufficializzato entro venerdì il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio, la società del lavoro, per costruire una squadra competitiva che darà spazio anche ai giovani. Francesco Aloi. 48 ore ancora, forse anche meno, e il Siracusa avrà il suo direttore sportivo. A meno di clamorosi cambiamenti, dovrebbero essere confermati i rumors sul ritorno in azzurro di Antonello Laneri. Soltanto dopo saranno ufficializzati i primi colpi di mercato, tra rinnovi e nuovi arrivi. Vogliamo sicuramente riconfermare lo zoccolo duro dell'anno scorso, alla quale vogliamo chiaramente aggiungere diversi ragazzi,
fra questi anche degli under. Obiettivo divertirsi e divertire, non perdendo l'entusiasmo che ha dominato nella scorsa stagione. Certamente sarà un campionato molto difficile, però il Siracusa è pronto a giocarselo con serenità. Dentro il nostro contesto squadra non mancheranno voglia, grandissima determinazione, e anche se ci accingiamo ad affrontare un campionato veramente complicato, vogliamo dare sicuramente grandissima soddisfazione. Mister Turati proporrà sempre il suo schema di gioco, squadra a trazione anteriore e palla a terra. Penso che l'anno scorso questo tipo di calcio abbia sicuramente dato soddisfazione. Anticipato di un giorno, al 16 luglio, l'inizio del ritiro a Canicattini Bagni. Intanto sono 600 i tifosi che hanno già sottoscritto l'abbonamento nella prima parte di campagna dedicata al diritto di prelazione. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco Enrico Trentino, sindaco di Catania. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.